Un risultato personale, quello di Gianluigi Naletto, eletto al primo turno sindaco di Dolo, comune al confine tra la provincia di Venezia e Padova. Un risultato quasi isolato di una lista civica che gravita nel centro-sinistra in un Veneto che si conferma di centrodestra. Credo che mai come in questa tornata elettorale ci sia stata una scelta non solo sulla persona, ma anche su un avvio di un processo nuovo e non più su una occupazione di spazi, se si può dire. Per cui credo che l'essere di prossimità in relazione appunto alla persona sia un valore aggiunto che non solo in quanto sindaco, ma proprio come approccio di rappresentanza di un territorio che ne esige in questo contesto non semplice una collocazione diretta. Ecco. Lei è stato eletto con un plebiscito, il 70%, più del 70%. Sì, 7 elettori su 10 hanno scelto me. E questo mi carica moltissimo in quella che è, oltre che una responsabilità, ma anche una volontà di, ascoltando tutti, ma di decidere. La priorità resta quella dell'ospedale, trasformato in Covid Hospital, che ora rivendica quel ruolo che era stato definito nelle schede ospedaliere pre-pandemia. Noi auspichiamo che ci sia un rapporto diretto non solo con la direzione generale, ma anche con il governatore Zaia. Credo che su questo Dolo non farà mancare il suo contributo e la sua buona e onesta volontà di non solo riportare, insisto, una sanità che c'era prima, ma soprattutto anche nell'intravedere uno scenario nuovo, di una medicina diversa, più specializzata e più di prossimità. Tramontata l'ipotesi di realizzare Veneto City, un progetto di cui si dibatte da 20 anni, in quest'area ora si presentano delle opportunità nuove. Poter anche intravedere uno scenario di opportunità di lavoro è estremamente importante e soprattutto dà anche quell'orizzonte di speranza a molte famiglie e a molti ragazzi che oggi sono, come dire, in stand-by alla ricerca di un obiettivo.